lancio positivo per la giornata Fai d'autunno che a Bassano ha interessato Casa Betania e la chiesetta di San Giorgio, 2 gioielli riscoperti. È andata ultra bene. Io devo fare un elenco infinito di ringraziamenti, innanzitutto ai nostri ragazzi sempre preparatissimi e che hanno dato veramente tutto se stesso, perché la giornata è stata molto problematica, lo devo dire. Ringrazio le suore che ci hanno aperto la loro casa in un momento anche insomma di difficoltà. Ringrazio la Protezione Civile che è sempre costantemente al nostro fianco, sempre con grande dedizione, capacità, intervento veloce, e le crocerossine che sono sempre una presenza che io amo particolarmente, essendo stata anch'io una crocerossina. Abbiamo fatto più di 1200 persone. Bene, anche se qualche disguido c'è stato a causa della mancata comunicazione per tempo delle modifiche alla viabilità in occasione della gara ciclistica Veneto Classic. Poco informati prima, strade chiuse per ore senza capire bene anche forse tutta questa necessità, molta gente che arrivava da Gorovigo, Verona, Bologna, da Treviso, da Udine, eccetera. Prossimi appuntamenti Fai? Una bellissima conferenza in Sala Chilesotti Museo il 6 novembre alle 17. Vi aspettiamo con prenotazione perché i posti sono limitati e Green Pass sempre. E sono i Carabinieri di Venezia del nucleo Recupero Patrimonio che ci spiegheranno quali opere di grande valore sono riusciti a recuperare, i metodi, le modalità, certamente quello che possono dire. Ecco, questa è una conferenza che è stata rimandata l'anno scorso causa Covid e quest'anno riusciamo a farla, per cui un altro invito, non perdetela.